Un signore si alza al mattino con la voce strana e parla in questo modo. Buongiorno, buongiorno, non mi sento bene vicino alla moglie. La moglie dice: vai dal medico, oggi è giornata che il medico di famiglia riceve, vai a vedere che cosa è successo, no? Allora si reca dal medico, il marito va dal medico e fa: Dottore, statemi a sentire, io stamattina stavo bello, guardate che voce mi ha sassuto con una voce così brutta, e guardate che mi consigliate, dottore. e il dottore lo guarda e dice: mo facciamo una visita, si tolga i pantaloni. E lui dice: Dottore, ma quella è una voce, che c'entra mo? O la di sotto? sentite, volete sta buona o non volete sta buona? Si va giù, vai da spogliare, anzi spogliatevi nudo. Dottore, ma state buone che capa? Che c'è, ma c'è spogliare nudi? Vi ho detto vi dovete spogliare. Lui si spoglia, il dottore gli fa la visita e gli dice: ah 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 ah. E lui dice: Dottore, è grave? no 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 no, voi perciò parlate così, voi avete 3 testicoli Ah, vero, tenevo 3 palle, non sapevo. e dobbiamo toglierne uno, dobbiamo togliere un testicolo. E dottore, basta che sto buono, lo vado a me e ne parliamo più. Si fissa l'appuntamento, vanno in sala operatoria e gli vanno a togliere il terzo testicolo. L'ammalata si riprende e il dottore gli dice di tornare tra 10 giorni per una visita a controllo. Dice: vedete che vi sentirete un re. Dottore, allora sto a posto, la voce torna buona, tranquilla. Non vi preoccupate, tra 10 giorni tornate qua. Tra 10 giorni torna dal dottore, l'ammalato va dal dottore e fa: dottore, guardate che bella voce, madonna mia, io sapevo che voi ero roba buona, che voi ero brava, guardate, è tornata una bella voce, però dottore, vi dice la verità, mi sento troppo bella. Io però c'è un problema, dottore, io volessi mettere una volta su testicolo, perché a quando mai toluata, io con mia moglie non faccio più niente. E il dottore risponde: E che facciamo? O l'uomo, mettiamo l'uomo.